Stop allo sconto in fattura riferito a ecobonus e sismabonus, che avrebbe messo le imprese nella condizione di anticipare ai committenti i relativi importi. Agevolazioni alle quali gli interessati potranno accedere ancora attraverso le detrazioni fiscali o la cessione del credito. Un risultato importante questo, che premia l'opposizione fatta dalla Confartigianato. In questi mesi, ha ricordato il presidente Agostino Bonomo, ci siamo battuti per chiedere l'eliminazione di una misura che avrebbe escluso dal mercato una grossa fetta delle 60.000 imprese artigiane venete del sistema casa, e quindi oggi ci soddisfa il fatto che le nostre ragioni siano state condivise dall'Antitrust, intervenuta anche nei confronti del governo e del Parlamento, che hanno agito di conseguenza.